Questo programma è offerto da Despar, Eurospar, Interspar. Da 60 anni, il valore della scelta. Non vedo la camera inquadrata come sempre. Vabbè, buonasera, se magari mi date anche un'immagine così riesco anche a capire dove sono. Buonasera a tutti, ben trovati a Primus Inter Pares, appuntamento del lunedì, anche perché di solito è il mercoledì, ovviamente perché il momento richiede di fare questo tipo di trasmissione, perché tutti vogliono sapere, tutti vogliono capire e soprattutto cercheremo di capire questa sera da questa trasmissione quando finirà questa lunga, presumo, guerra, perché tale è da considerare. Con i nostri ospiti, con moltissimi collegamenti, vi racconteremo e vi diremo e vi spiegheremo come poter fare per superare al meglio questo momento difficilissimo per tutti. Saluto il diabetologo Antonino Pipitone, grazie di essere con noi. Grazie a voi. Saluto Fabrizio Boron, Presidente della 5ª Commissione Sanitaria della Regione Veneto, buonasera. Grazie, e buonasera anche Francesco Francini, nutrizionista dell'Università di Padova, l'ospedale di Padova. Buonasera a tutti. Saluto Elisabetta Corazza, vediamo se riusciamo a vedere anche lei, che è in redazione. Buonasera Elisabetta. Giorgio, buonasera agli ospiti in studio e a chi ci segue da casa. Ricordo i numeri per partecipare alla trasmissione, che sono i soliti: 049 80 777 53, oppure potete scriverci sms al numero 345 3341 171. Bene, ricordandovi che abbiamo un nutrizionista e un diabetologo, dunque se volete fare domande potete mandare messaggi oppure potete anche telefonare. Noi nel tempo che ci permette di farlo ne passeremo il più possibile. Vado anche da Denis, dall'altra redazione. Buonasera Denis. Buonasera Giorgio, buonasera ai tuoi ospiti in studio e ai nostri telespettatori che ci seguono anche questa sera. Giorgio, se dici, noi possiamo come di consueto cominciare con i numeri di giornata. Vai pure Denis. Allora, partiamo con la tabella relativa ai casi nazionali, quindi quelli nel nostro paese diramati questa sera dalla Protezione Civile. Sono 63.927 i casi totali da quando è partita l'emergenza coronavirus nel nostro territorio. Attualmente i malati sono 50.418 e vedete ovviamente tra parentesi l'aumento rispetto alla giornata di ieri, 7.432 i guariti e 6.077 i deceduti. Per quanto riguarda invece i dati veneti, possiamo andare a vedere anche la grafica regionale. I positivi attualmente sono 5.638, 1.305 i ricoverati in area non critica, 294 in terapia intensiva, 339 i dimessi, 210 invece i deceduti. Giorgio, per entrare nell'argomento, nella tematica, potremo anche andare, se tu dici, a vedere la tabella relativa alla situazione delle terapie intensive nella nostra regione, perché insomma anche questo è un tema abbastanza di discussione. Allora, noi ne abbiamo preparata una in cui ovviamente è un po' complicata, però adesso vi guidiamo nella lettura. Vedete nella colonna totali sono i posti letto in terapia intensiva nelle varie ULS, nelle aziende ospedaliere di Padova e Verona, nello IOVE, nelle strutture private accreditate. Sono in totale 825. Teniamo conto che prima dello scoppio dell'emergenza coronavirus erano 450. Per 2 volte la regione è dovuta intervenire aumentandoli. La prima volta è salita a 498, la seconda invece è salita al dato attuale che è 825. Nella colonna più a destra, dove è scritto ricoveri Covid, vi facciamo vedere ULS per ULS, insomma struttura per struttura, quanti sono attualmente i posti letto occupati dai pazienti affetti da Covid-19. Lo potete vedere nella riga poi dove è scritto totale, sono attualmente 294, che del resto è il dato che vi abbiamo dato prima, però ovviamente i posti di terapia intensiva, alcuni sono occupati anche da pazienti ovviamente affetti da altre patologie, perché quelle non vengono mica
mica meno, e vi abbiamo dato allora il totale, che è circa, ovviamente qui c'è un certo turnover anche nel corso della giornata, quindi il dato ovviamente non è aggiornato ad ora, però a questa mattina erano circa 450 in totale i posti letto occupati in terapia intensiva, il che significa il 54% di tutti i posti totali disponibili in terapia intensiva. Ma poi abbiamo chiuso dandovi anche un altro dato, che qui magari si potrà fare un'ulteriore discussione. Vedete, qua abbiamo cercato di capire quanti sono i posti letto tra quelli occupati da pazienti affetti da coronavirus, e vedete sono circa il 65%, che significa che, ovviamente con un certo lasco perché il dato non è precisissimo, non è aggiornatissimo, circa 2 posti su 3 sono occupati da un paziente affetto da Covid-19. Perfetto, va bene Dennis, poi ne parleremo, andremo con più attenzione in questi dati che sono importanti. Allora andiamo con i collegamenti. Avete visto il titolo, ce la faremo, perché davvero ho fatto questo titolo perché la domanda che mi viene da fare è questa: quando vedo tutti che dicono ce la faremo tutti, dai che ce la faremo, poi mi accorgo che ci sono stati in Italia oltre 6.000 morti e la cosa mi preoccupa e non poco. Cercheremo di capire questa sera. Abbiamo già i primi 2 collegamenti, abbiamo il direttore generale dell'azienda ospedaliera di Padova, Luciano Flor, che lo ringrazio, se riusciamo a vederlo in video che lo saluto. Eccolo qui, buonasera, grazie direttore di essere con noi. Buonasera, buonasera. E saluto anche il professor Mario Plebani, che è professore di biochimica dell'Università di Padova, se riusciamo a salutare anche lui, e poi uno all'altro. Buonasera, grazie professore, anche a lei. Eccoli, allora iniziamo con il direttore dell'azienda ospedaliera di Padova, Luciano Flor, che lo ringrazio. Direttore, com'è la situazione, direttore? Perché vede il titolo che abbiamo messo è ce la faremo, però qui la situazione, tranne questi ultimi 2 giorni, che sembra leggermente migliorata, e speriamo sia questo il dato più significativo di questi primi 2 giorni della settimana, tra ieri e oggi, ma ce la faremo? Com'è la situazione per quanto riguarda le terapie intensive dell'ospedale di Padova? Ma guardi, noi non siamo in una situazione di allarme, ma sicuramente di grande allerta. Oggi abbiamo in rianimazione 34 pazienti, non è che sono tanti, sono pochi. Noi avevamo previsto in una prima fase 40 posti di rianimazione. Abbiamo una previsione cosa succede quando avessimo bisogno di 45, di 50 o di 55 e anche di 60. Fino a questa cifra noi ci arriviamo senza sconquassi. Poi bisogna passare a misure molto più drastiche e molto più forti, ma siamo sempre in un ambito di crescita potenzialmente prevista. Noi siamo cresciuti molto lentamente coi numeri rispetto ad altre realtà. Questo ci ha dato l'opportunità di organizzarci anche gradualmente. Certo che magari io domenica scorsa avrei fatto la firma 7 giorni fa ad essere oggi in queste condizioni, perché siamo cresciuti lentamente e abbiamo garantito tutto con la massima cautela a tutti. Ho detto abbiamo ancora un margine, se siamo a 40 siamo in grado di arrivare a 60 tranquillamente, ma ricordo che in ospedale ne abbiamo 90 posti di rianimazione. E quindi diciamo che per il momento, perché ho letto oggi sui giornali che la città di Brescia ha chiesto al Veneto qualche disponibilità appunto per quanto riguarda i letti di terapia intensiva. Le ha chieste anche a Padova, direttore? No, questi sono accordi che vanno tra regioni e non tra singoli ospedali, altrimenti salta tutta una programmazione. Volevo dire, noi dobbiamo essere cauti, perché quel serbatoio di pazienti ricoverati, i 1300 pazienti ricoverati, nelle prossime 4, 5, 6, 7 giornate daranno origine ad alcune guarigioni e ad alcuni pazienti che vanno in rianimazione. Noi abbiamo un'organizzazione di un primo livello che è le malattie infettive, che ricordo abbiamo allargato a più di 90 posti. Abbiamo un secondo livello che è una subintensiva da 20 posti, che fa da filtro tra i pazienti delle malattie infettive e della rianimazione, in entrata e in uscita dalla rianimazione. Questo in questa occasione ci ha dato risultati molto positivi. Su quasi 40 pazienti transitate in subintensiva solo 3 sono finiti in rianimazione, quindi
ha svolto un lavoro di filtro ma anche di ottimizzazione della cura, nel senso che il paziente va in rianimazione quando deve essere intubato, altrimenti sta meglio anche se non ci va. Senta, in proiezione, direttore, se avete e se riusciamo a fare anche una proiezione, perché è talmente difficile che è anche difficile a farla, è un gioco di parole. Avete fatto una proiezione nei giorni futuri, se diminuirà, se aumenterà, se ci sarà il picco e se sì, quando? Ma guardi, noi viviamo, devo dire, non dico alla giornata, ma alle 24-48 ore, perché l'andamento dei nuovi casi lo vediamo giorno per giorno. C'è un'incognita di una moltitudine di persone che sono asintomatici ma positivi e non si sa se questi svilupperanno la malattia. Poi ricordo abbiamo un mondo che è quello, tutto il mondo della residenzialità, delle case di riposo, che non sappiamo anche che evoluzione potrà avere, e soprattutto ricordo abbiamo la Regione Veneto che è disomogenea. Ricordo quando è stata fatta l'area rossa per Padova, Venezia e Treviso, le altre regioni non erano area rossa perché non avevano i casi, ci seguono a ruota e quindi l'andamento che noi dobbiamo seguire è quello regionale e credo che fare previsioni oggi sia un po' azzardato. Certo, noi dobbiamo avere il piano per essere pronti a qualunque evenienza e questo ci stiamo attrezzando, direi anche con 2 o 3 giorni di... Noi siamo organizzati per qualunque ipotesi anche fra 3 giorni, ecco. E fra 3 giorni lo saremo per altri 3. Ecco, senta, augurandoci che fra 3 giorni siano meno i posti occupati in terapia intensiva. Senta, direttore, in terapia intensiva ci sono anche dei ragazzi giovani, sotto i 30 anni, mi risulta dai 40 ai 50 ce ne sono un paio, un medico ai 60 anni. Ecco, questo purtroppo maledetto virus non colpisce solo gli anziani, ma essendo in terapia intensiva anche dei ragazzi giovani o delle persone giovani, colpisce anche i giovani. Ma ecco, questo che lei dice io lo confermo. E dico anche che i dati, i numeri hanno la prevalenza sulle opinioni. Qui quello che uno pensa non conta niente davanti ai numeri che noi possiamo osservare in Italia. Non stiamo parlando di dati degli altri. Allora, in Italia questa malattia ha colpito anche giovani, ha colpito persone che si pareva fosse una malattia solo un'influenza dell'anziano. No, è una malattia molto pericolosa, una malattia che colpisce anche i giovani. Sarà studiata completamente, penso, fra qualche mese, perché oggi, ancorché si stiano conducendo delle indagini e degli esami, ma lo studio vero lo sapremo fra un po' di tempo, cioè i meccanismi veri con cui questa malattia produce questo danno polmonare, e pare non solo polmonare, lo sapremo solo fra qualche mese probabilmente. In questo momento noi lavoriamo molto sui sintomi, lavoriamo molto sul sostegno, sulle forme di terapia che sembrano dare buoni risultati, ma resta un cardine che chi non ha sintomi deve starsene a casa, deve starsene chiuso a casa, e se mi permette vorrei fare anche un appello: chi non ha sintomi non venga in ospedale a fare il test. Noi abbiamo un accesso libero, no? In quell'organizzazione che abbiamo di screening, ma è fatto per chi ha avuto sintomi, perché ha avuto contatti, perché ha avuto vicinanza con personale ammalate o positive, ma chi è sano e senza sintomi, la miglior cura che può avere di se stesso è stare a casa. Ecco, l'ultima, direttore, poi la ringrazio e vado dal professor Palmani. Senta, direttore, si è parlato in questi giorni di un farmaco che potrebbe aiutare, soprattutto antivirale. Com'è la situazione? Sono voci che si dicono, c'è qualche possibilità in questo senso, oppure dobbiamo attendere questo vaccino che verrà chissà fra quanto pronto? Ma guardi, noi avevamo una terapia di base standard che era fatta con farmaci antivirali utilizzati nell'ambito dell'infezione da HIV. Poi è uscita la sperimentazione con un nuovo farmaco antivirale. Ricordo, la stiamo facendo 3 ospedali in Italia: Padova, il Sacco di Milano e lo Spallanzani di Roma. Poi c'è un'ulteriore sperimentazione che riguarda il farmaco antinfiammatorio utilizzato per l'artrite reumatoide, che è esteso a tutti gli ospedali che hanno in cura malati, no? Previa registrazione e autorizzazione. Per la sperimentazione col farmaco antivirale è ancora presto per parlare di risultati.
dati di oggi ci dicono che l'antinfiammatorio è promettente, nel senso che le persone, le 11-12 persone trattate finora hanno una risposta che sembra essere positiva. Dico sembra perché la malattia per alcuni giorni ha un'evoluzione molto incerta. C'è un paziente che da un giorno all'altro magari migliora, poi si ferma il miglioramento, e anche la terapia è a seconda dello stadio della malattia. Nella fase infiammatoria serve l'antinfiammatoria, e la fase con la terapia antivirale funziona in una fase un po' precoce, non è che poi in qualunque paziente, a qualunque stadio di malattia funziona tutto. Quindi ci sono anche terapie personalizzate che noi stiamo studiando con attenzione, in collegamento anche con gli altri centri. Senta, concludendo, direttore, la notte dorme o pensa a questo maledetto virus e a tutto quello che le aspetta il giorno dopo? Beh, insomma, diciamo che un'occasione di riflessione come questa penso l'ospedale non l'abbia mai avuta, e anche io dal mio punto di vista professionale non ho mai avuto una criticità come quella che abbiamo in questi giorni. Grazie direttore, è stato molto gentile della sua disponibilità, ha dato anche delle informazioni molto importanti ai telespettatori. Grazie al direttore Luciano Forti dell'azienda ospedaliera di Padova, e passo e vado anche dal professor Mario Prebani, professore di biochimica clinica dell'Università di Padova. Vediamo se riusciamo, che ha atteso con pazienza il suo collegamento, vediamo se riusciamo a vedere anche il professore, perché ovviamente lui lavora nei laboratori. Lo saluto, eccolo qui. La prima domanda: qual è il ruolo, professore, dei laboratori clinici nella diagnosi di questo Covid? Beh, credo che non sia mai stata così chiara l'importanza dei laboratori clinici come in questa sciagurata occasione. La diagnosi, come abbiamo capito, è una diagnosi di laboratorio, il famoso tampone, termine bruttissimo, che però cela una tecnologia molecolare molto sofisticata, con la quale si diagnosticano anche i casi asintomatici. Quindi non c'è dubbio che per la diagnosi, anche nel soggetto asintomatico, la medicina di laboratorio abbia un ruolo assolutamente rilevante. E allora quali sono gli esami di laboratorio per monitorare i pazienti? Guardi, ci sono molti esami che sono stati utilizzati in Cina e che anche noi stiamo valutando. Alcuni sono alterazioni dei globuli bianchi e dei globuli rossi, quelli che si fanno con un semplice esame che si chiama emocromocitometrico, quindi alterazioni delle cellule circolanti del sangue, e in particolare una diminuzione dei linfociti e un aumento dei leucociti neutrofili sono indicatori prognostici negativi, cioè questi sono segnali che la malattia sta evolvendo verso una severità. Poi ci sono dei dati di coagulazione, in particolare il didimero, che è un parametro anch'esso che in tutte le meta-analisi sui lavori pubblicati finora ha dimostrato un aumento notevolissimo man mano che si aggravano questi pazienti. Poi ci sono alcuni segni biochimici, tra i quali ha una grande importanza in una serie di pazienti l'aumento di alcuni enzimi del fegato, le transaminasi e la lattato deidrogenasi, e poi in alcuni casi abbiamo visto un aumento notevolissimo di una proteina che noi conosciamo, si chiama procalcitonina, che aumenta nella sepsi, cioè nelle malattie più gravi, e anche questo è un segno prognostico molto negativo. Allora, poi ci sono degli aumenti più sofisticati. Il mio direttore generale ha parlato di questo farmaco che è nato per la cura dell'artrite reumatoide, che in realtà si sta provando nei pazienti con il Covid. Bene, questo farmaco va monitorato attraverso la determinazione di una sostanza che si chiama interleuchina 6 e una citochina. È un esame un po' laborioso che però riusciamo a fare
quotidianamente. Ecco, magari i nostri telespettatori riescono a capire, a fatica a comprendere ovviamente questi numeri, questi dati che lei sta dando, perché ovviamente loro tendono e vorrebbero capire quando terminerà. Però senta, quali garanzie di qualità danno gli esami di laboratorio, soprattutto se sono questi esami innovativi come quelli per cercare gli anticorpi di questo maledetto virus? Bene, su questo vorrei essere molto chiaro. Nel Veneto la qualità degli esami di laboratorio è certamente superiore a quella della Cina. Questa mattina abbiamo avuto un collegamento con Wang e Shanghai e devo dirle che specialmente all'inizio i colleghi cinesi hanno lavorato in condizioni peggiori di quelle che il sistema sanitario veneto sta garantendo. Quindi vorrei dire che, specialmente per quella che era la realtà che conosco dell'azienda ospedaliera di Padova, c'è una massima tranquillizzazione sulla qualità degli esami. Ovviamente mi ha risposto che alla domanda successiva, che era praticamente la soluzione tecnologiche e organizzative che possono essere proposte dopo questa esperienza cinesi, insomma. No, qui vorrei anche spezzare una lama, perché stiamo cercando di capire anche se, per esempio, nei filtri che sono stati fatti, le famose tende o in altri ambiti, si possono introdurre degli strumenti, sono delle tecnologie utilizzabili anche da non esperti, si chiamano point of care testing. Il prototipo sono quelli per fare gli esami dei gas nel sangue, la pressione d'ossigeno, la pressione della CO2, che sono già stati introdotti assolutamente nel triage di questi pazienti, appunto nelle tende o nell'ambito delle malattie infettive e nel pronto soccorso. Senta, quindi, e questi consentono di dare in pochi minuti delle risposte su parametri vitali fondamentali. Beh, lei è stato davvero molto gentile e anche molto chiaro nelle risposte. Senta, l'ultima, ne usciremo, ritroveremo qualcosa per far sparire rapidamente questo virus, secondo lei, professore? Ma di questo ne sono certo, però sono altrettanto certo che noi dobbiamo prepararci e dobbiamo non fare gli errori che sono stati fatti nel recente passato, cioè dobbiamo avere delle disponibilità sia in termini di terapie intensive ma anche di strutture di laboratorio adatte a trattare questi esami, che quando si tratta di virus espongono anche i professionisti del laboratorio a dei rischi. E su questo vorrei dire che il nostro personale sta facendo degli sforzi che la popolazione dovrebbe comprendere, perché noi siamo esposti a notevoli rischi, ci difendiamo perché fortunatamente abbiamo le protezioni, non siamo nelle condizioni che abbiamo visto in altre realtà regionali, fortunatamente nel Veneto abbiamo sempre avuto tutti i dispositivi per proteggerci, dalle mascherine ai guanti e quant'altro, ma per il futuro dobbiamo avere delle strutture attrezzate. Adesso non sto qui a spiegare in modo sofisticato, ma abbiamo necessità di strutture di laboratorio pronte per qualsiasi altra evenienza, perché non credo che questa epidemia o pandemia non possa ripetersi nel prossimo futuro. Grazie professore, e una cosa le garantisco e le posso assicurare che ormai sia i medici, i professori, le persone che lavorano nell'azienda ospedaliera e in tutti gli ospedali, dalla Croce Rossa a voi che siete ricercatori, siete ovviamente riconosciuti da tutta la nazione, credo da tutto il mondo, come giusto sia degli eroi, credo sia giusto riconoscerlo, lei ha fatto bene a dirlo. Grazie professore, grazie della sua disponibilità. Grazie. Noi andiamo in pubblicità e poi ovviamente parleremo con gli ospiti di studio tra poco. Ma non si può vedere anche là, perché